Mandi a Duc, mandi a Duc che stan daur alla racquelte des firmis elettorals per poà li candidaturis dal Moviment Friül pes prossimis elezions regionals dal Friül dal 2023. Le difficoltà non manchin, ma tanc sempre di plui si stan impegnant di tutti i bandis su tutto il territorio del Friul, dall'Ivenzia al Timaf, per ciri di concretizzare un miracolo. La legge elettorale regionale FVG Porcellum, palesemente incostituzionale, a domande per poter candidare palilistis no esentadis, palilistis pizzulis, debulis, novis, palilistis che stan fuori dal palazzo, a domande un numero di firmis elettorali che è addirittura superiore rispetto, quasi al doppio rispetto a che sono stati domandati qualche mese fa dai politici dal 2022. No dome a domande anche al mancul su 3 circoscrizioni che si arrivi a un numero un'evore grandi firmis sufficiente per le candidaturis. Il Movimento Friuli l'ha di sicuro arrivato a tirare su già un'evore di firmis, ma non sono a volte. Più di qualche circoscrizione è già a questo, ma non è a volte. L'ultimo bancut che è stato organizzato è che di Mania l'unis 20 di febbraio dal 2023. Sempre a mattina. Place Italia. È l'ultima possibilità prima della scadenza, che è sempre più donde. Non si può smollare, si fa un tentativo. Non manca tanto, anche dome une firme a poter essere decisive. Clamait a firmare. Maniago, lunedì 20 febbraio del 2023 al mattino. Si tacca a vote mieze, si finisce torla mieze, massimo all'1. Questo è l'ultimo appello. È l'ultimo evento per firmis del Movimento Friuli. È stato fatto un lavorone fin come. Se sarà a vonde o no, lo decidereis voaltris. Hai anche la possibilità di consentire la partecipazione
di un moviment territorial autonomiste identitari furlan alle prossime selezioni regionali, ma a covente une ultime mobilitazione della IN. Non stiniamo là. Personalmente sono convinto che si vedi appena scominciare e che se anche non si arriverà a concretizzare le candidature, queste esperienze di presenza sul territorio e di attività sarà state, mi auguri, un inizio utile, essenziale, necessario. Ehm, speri che comunque si arrivi ad ore avere un numero sufficiente di firme per una candidatura che può essere portare tant al sistema politico di questa regione, a poter essere rinfortire l'autonomia, a poter essere dove va al territorio furlano. Maniago, Piazza Italia, nella mattinata di lunedì 20 febbraio del 2023, dalle 8:30 fino alla mezza, fino all'una. Questa è l'ultima possibilità per la raccolta delle sottoscrizioni elettorali necessarie per le candidature regionali del Movimento Friuli. La scadenza è imminente, dobbiamo chiudere. Ci sono molte cose da fare anche dopo. Bisogna raccogliere tutti i certificati elettorali dei sottoscrittori presso tutti i comuni di loro provenienza al fine di deposito di tutta la documentazione ordinata, autenticata, regolarizzata, compilata, completa e riordinata in regione per presentare candidatura tra qualche giorno. Per cui si, si approfitti dell'ultima possibilità per partecipare a dare un sostegno che non costa niente, che non è vincolante per il voto, che è un piccolo, grande contributo che potrebbe essere decisivo per consentire la partecipazione democratica dell'unica forza libera legata al nostro territorio. Siamo l'unica regione autonoma di area alpina, siamo l'unico statuto speciale delle Alpi che non ha, almeno attualmente, una forza locale e solo locale, rappresentata nel proprio consiglio regionale. Questa è una grave debolezza per tutto il sistema di una regione autonoma solo sulla carta e democratica solo teoricamente. Gli unici che potranno invertire questa tendenza sono proprio i friulani. Quindi l'appello, l'ultimo appello, non ci saranno altre possibilità, è ai friulani. Affinché, proprio rendendosi conto delle difficoltà attuali, partecipino per, come dire, fare il possibile.
ecco, si faccia almeno un tentativo. Grazie a tutti e mandi a Duccio.